Noi siamo qui per dire no a questo modo diabolico di proporre certi problemi al territorio. Tira in ballo anche il diavolo, l'ex sindaco, che con altri cittadini ha partecipato al picchetto di protesta contro la gestione dei profughi da parte del commissario Tufariello. E sarà il cittadino che protesterà col commissario dicendo ma perché mi non ti hai invitato? Non vai da non ti hai invitato, che discorsi Una protesta non solo per la presenza dei profughi a Resana, ma anche, dicono i manifestanti, per aver discriminato le associazioni coinvolte nel progetto di recupero e inserimento dei migranti che hanno ottenuto lo status di profugo. Voglio sapere anch'io cosa il nostro paese, cosa ci aspetta, tutto qua, basta. Solo un po' di... E invece non c'è informazione, non c'è niente. C'è nessuna possibilità di replica purtroppo, questo è il problema principale. Stanno arrivando queste persone, nessuno ce l'ha su con queste persone, però in quanto cittadini di questo paese avremo il diritto di sapere chi, dove e quando e soprattutto a che promesse sono state fatte a questi signori. Li chiamiamo qua per fargli fare cosa? Rinchiuderli all'interno di un campo? Mi sembra poco giusto. Dalla riunione non è stata presa nessuna decisione nell'incontro con una decina di associazioni. 28 i possibili arrivi per un progetto SPRAR che, se accettato, prevederebbe un investimento di ristrutturazione di Cazzane e una quota inserita in appartamenti sfitti del territorio. Arrivi previsti non prima di settembre-ottobre e comunque, a questo punto, subordinati alla decisione del nuovo sindaco.